Ben ritrovati con l'approfondimento del mercoledì dedicato alla CGIL, come anticipato in chiusura di prima edizione. Oggi parliamo delle novità per quest'anno, della nuova legge di bilancio e in materia di pensioni, ma apriremo anche una finestra sulla sanità. Io presento i miei ospiti. Buongiorno Vigilio Biscaro, segretario generale SPI Treviso, grazie per essere con noi, e grazie a Silvia Bresolina, segretario SPI Treviso. Buongiorno a tutti, ben ritrovata. Buongiorno. Vi ricordo 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e fare domande sull'argomento di oggi ai nostri ospiti. Inizierei subito da lei, Biscaro, per fare un po' un quadro della legge di bilancio, della legge di stabilità nello specifico per quanto riguarda i più fragili, pensiamo ai pensionati nello specifico. Vi soddisfa, non vi soddisfa? Avevamo già fatto un'analisi proprio 15 giorni fa insieme a Mauro Visentini che diceva assolutamente non ci soddisfa in generale, immagino che nello specifico ancora meno probabilmente. Sicuramente, grazie Francesca, sicuramente sì, e anche peggio, perché se guardiamo la legge di bilancio dal punto di vista dei lavoratori dipendenti qualcosa c'è, magari in riferimento alla detassazione dei premi di risultato, ma se guardiamo invece gli anziani o le persone più fragili o quelli che non possono avere una attività lavorativa continua, magari che fanno part-time, ecco, questi sono assolutamente più penalizzati. Io, Francesca, ho un canovaccio, perciò seguo questo, perché poi Silvia entrerà più specificatamente sulle questioni previdenziali. Bene, sulle entrate noi sappiamo che una legge di bilancio è fatta da scelte politiche che ogni governo fa giustamente, entrate e uscite. Se noi guardiamo le entrate tributarie, mentre le imposte sul reddito delle società si ridurrà di 66 miliardi di euro dal 26 al 28, perciò 3 miliardi in meno nel giro di 2 anni, l'IRPEF, cioè le tasse che paghiamo noi a reddito fisso, dipendenti ma anche pensionati, bene, l'IRPEF come entrata passerà da 248 miliardi a 266 miliardi nel 28, mentre le imprese avranno una diminuzione di 3 miliardi, noi avremo un aumento di 18 miliardi. E se guardiamo la tanto decantato intervento sulle aliquote, e cioè la seconda passando dal 35% al 33%, bene, i calcoli che abbiamo fatto noi su dati del Ministero ci dicono che un lavoratore dipendente avrà un imponibile fiscale di 28.000 euro con un beneficio pari a 0. Se un lavoratore dipendente ha invece un imponibile fiscale di 35.000 euro, avrà un beneficio di, udite, 140 euro all'anno. Un pensionato che ha una pensione lorda annua di 20.000 euro, e qui aggiungo, qui potrebbero starci anche tanti lavoratori che lavorano a part-time, perciò su 20.000 euro di pensione lorda il beneficio sarà 0. Questo significa che dal punto di vista nostro, nel momento in cui tu diminuisci l'imposizione sulle imprese, dai dall'altro lato una, come posso dire, una falcidiata a quelle che sono le tasse che paghiamo sul finanziamento, diciamo,
del servizio sanitario parleremo dopo. Però qui importante, e non sono io che lo dico per la prima volta, ma chissà quante altre persone che si interessano di questi argomenti lo avranno detto, noi dobbiamo assolutamente avere la restituzione del drenaggio fiscale, o per meglio dire la sua neutralizzazione. Anche qua, e mi dispiace ma bisogna dire così come stanno le cose, è nel 2001 che il governo Berlusconi ha tolto la restituzione non automatica, ma la restituzione del drenaggio fiscale. Praticamente è quel meccanismo con il quale io, anche se vedo un aumento teorico della mia retribuzione, della mia pensione, ecco, se scatta l'aliquota successiva perché ho un aumento, io ho un aggravio dal punto di vista della tassazione che prima non avrei avuto, e perciò bisogna intervenire ancora sulle detrazioni, sugli scaglioni, per far sì che ci sia invece il mantenimento del potere d'acquisto delle nostre pensioni, ma dico in generale delle retribuzioni. Che cos'è che la CGIL ha proposto? E per carità, ci hanno trattati da sovietici quando l'abbiamo proposta, un contributo di solidarietà. Qualcuno lo ha chiamato patrimoniale, un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze. Allora, noi potremmo avere all'anno 26 miliardi di entrate in più automaticamente solo se facessimo pagare ai 500.000 contribuenti ultramilionari un contributo pari all'1,3%. Mi domando, è una questione, che ne so, da Unione Sovietica, non so da quale paese? In America questi ragionamenti li stanno già facendo, cioè i maggiori contribuenti, lì sono miliardari, dicono tranquillamente ai governi, a quello precedente, a quello attuale, se voi volete tassare di più le nostre ricchezze, noi siamo in grado di farlo. Perché? Perché non se ne accorgerebbero neanche con il valore della ricchezza che hanno. E poi, che cos'è che noi vorremmo che si facesse finalmente, ma che non si fa, anche se ho visto negli ultimi 2 giorni degli articoli in cui il governo, che si è dato una legge delega sulla detassazione degli aumenti contrattuali, vedremo che cosa farà. Noi chiediamo che gli aumenti contrattuali siano detassati. Da pensionato dico però attenzione, perché se noi detassiamo, delle due l'una: o i contributi previdenziali li paga lo Stato, perciò aumenteremo il debito, oppure il lavoratore, le lavoratrici e i lavoratori devono sapere che alla fine della loro vita lavorativa avranno una pensione un po' più bassa. È vero che per dare una mano alle retribuzioni bisognerebbe detassare gli aumenti contrattuali, ma anche qui, siccome veniamo da 20 anni, 30 anni di un continuo depauperamento del potere d'acquisto, dove andiamo a prendere i soldi? Devono darle le aziende i soldi. Non è che il governo possa fare questo o altri tutto, e perciò le aziende dovrebbero fare un ragionamento più serio. Investire sulla produttività, perciò investire sulla tecnologia, eccetera, eccetera, ma pagare di più i lavoratori dipendenti, altrimenti noi rischieremo di rimanere ultimi come i greci per questo aspetto. Posso fermarlo un secondo? Sì. Perché ho una telefonata in linea, per non farla aspettando. Non mi ero accorto. Non si preoccupi. La fermo io, tenga a mente quello che doveva assolutamente aggiungere. Pronto? Buongiorno. Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto? Abbiamo una telefonata in linea, sento anche l'eco, quindi immagino che ci sia... Sì, buongiorno signora, prego. Sì, io ho sentito all'inizio, non volevo neanche intervenire, però poi il signore che sta parlando della CGIL tira in ballo i governi,
perché per la mancata riduzione delle tasse sui pensionati, e invece li ha fatti per le imprese. E io dico, e lui ha detto che questa cosa ha cominciato il governo Berlusconi a introdurre questa prassi. Però io vorrei chiedere, poi si sono aggiunti molti governi di sinistra, perché non hanno loro messo a posto tutte le cose che non andavano bene? Posso rispondere adesso? Certo. Signora, non so come si chiama. Monaco. Come? Flora. Signora Flora. Flora, io parlavo del drenaggio fiscale, non parlavo della tassazione tout court, cioè del fatto per cui, e noi l'abbiamo conquistato con il governo Prodi, e anche questo mi pare sia stato un governo, un presidente del Consiglio di destra, no? Vero Flora? Ecco, noi abbiamo avuto il ritorno delle tasse che paghiamo in più perché c'è un aumento delle pensioni o delle retribuzioni solo nominale. Quello che dicevo io rispetto a Berlusconi è che lui ha bloccato il ritorno del cosiddetto drenaggio fiscale, cioè quella parte di tasse che paghiamo non perché guadagniamo di più sul serio, ma perché nominalmente si alzano o le retribuzioni per i lavoratori dipendenti o le pensioni per i pensionati. Solo questo, Flora. Dopodiché, sulla questione governi di centro-sinistra, di sinistra, di destra, io ho 74 anni a giugno, non mi pare che ci siano stati tanti governi di sinistra in Italia, però se a lei va bene così, io non so che cosa dirle. Si ricordi però una cosa, che i soldi vanno presi dove ci sono, non dove facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese, perché se lei è un'attiva sicuramente lo sa, probabilmente anche meglio di me. Se lei è una pensionata, oltremodo lo conosce, perché il carrello della spesa aumenta ed è aumentato da 3-4 anni di 3-5 volte rispetto al dato dell'inflazione. E perciò, con buona pace di tutti, io quando parlavo del drenaggio fiscale avevo assolutamente in testa questo. Poi se la mettiamo in politica, lei ha diritto di votare chi vuole e altrettanto il sottoscritto. Grazie. Grazie signora Flora. Andiamo avanti, Sì. Allora, con gli altri punti. Sì, allora, prima parlavo delle entrate e perciò automaticamente dovremmo parlare delle spese, e le spese sono la spesa sanitaria, la spesa pensionistica, la spesa anche per il riarmo. Allora qui la CGIL è tranciante e io assolutamente sono d'accordo con la mia organizzazione. Noi non possiamo con le risorse che abbiamo entrare in una economia di guerra, perché questo ci chiede diciamo il consesso europeo, però questo noi facciamo. Noi dovremo pagare nei prossimi anni circa 1.000 miliardi, 900 e tanto mal contati, insomma 1.000 miliardi, perché dobbiamo aumentare la spesa sul riarmo. Allora io mi chiedo, quando parliamo della necessità della pace, quando parliamo che i popoli devono convivere in modo pacifico e le questioni, le controversie, chiamiamole internazionali, devono venire risolte dalla diplomazia, se gli Stati europei, e cominciano a farlo già da quest'anno, iniziano ad aumentare le spese sul riarmo, le risorse che abbiamo, che non sono tante, vanno spostate là. Se vanno spostate là, è automatico che da qualche altra parte il governo, qualsiasi governo, però qualsiasi governo, io lo dico adesso perché abbiamo questo governo davanti, deve tagliare da un'altra parte. Dov'è che sta tagliando? Sta tagliando per esempio sulla sanità, sta tagliando per esempio sull'istruzione, sta tagliando sulla assistenza, chiamiamola assistenza territoriale, che per quanto riguarda
la parte di società che io rappresento indegnamente in questa riunione, è una cosa importantissima. Cioè, se io non ho più risorse e il governo centrale le taglia, le regioni sono a loro volta come posso dire, invogliate a tagliare, perché altrimenti avrebbero dei bilanci scoperti. Questo è bene che si sappia, perché nel momento in cui noi discutiamo delle liste di attesa, noi discutiamo delle rette per le case di riposo, noi discutiamo del fatto che 5-6 milioni di persone in Italia ormai da 2 anni, ed è la stessa cifra, rinunciano a curarsi perché non hanno le risorse per farlo. Anche qui io sarò anche un manicheo, ma delle due l'una: o investiamo sul Servizio Sanitario Nazionale, oppure è gioco forza che le persone che potranno curarsi andranno sul privato. Questa è la situazione che abbiamo di fronte, e perciò io penso che su questi ragionamenti noi come sindacato, come CGIL in primis, dobbiamo fare i conti appunto con quello che l'inflazione dà, con quello che il carrello della spesa produce mese su mese, e i dati ve li ho detti prima, con una, come posso dire, crescita rispetto al prodotto interno lordo, perciò con una crescita industriale di produzione di ricchezza che langue. È inutile che ci, come posso dire, che elogiamo chi nei vari interventi, nelle varie interviste o nei vari mass media, compreso gli organi di governo, ci dicono che noi abbiamo un paese che sta bene. Non può star bene un paese che ha dal 26 al 27 una previsione di crescita dello 0,5%. Se l'avesse del 3%, del 4% come la Spagna, potrei dire bene, allora posso anche pensare a fare spese diverse da quelle che devo fare perché sto governando un paese. Ma se io ho una crescita del così 0, vuol dire che, e i dati ce lo dimostrano, che la produzione industriale, perché noi siamo comunque un paese industriale, abbiamo tanto terziario, ma siamo ancora, per nostra fortuna direi, un paese industriale. Un paese industriale che negli ultimi 36 mesi ne ha 33 di calo di produzione, vuol dire che la ricchezza che produciamo non è sufficiente per fare tutte quelle azioni che il governo attuale, qualsiasi altro governo può fare. Io su questo direi un'ultima cosa per quanto riguarda possiamo gli dirlo attivi. dopo l'altra telefonata? Non mi accorgo mai delle... c'è la laterale, quindi ci sta, io invece ce l'ho bella diretta. Porti pazienza, ma non voglio fare restare in attesa i telespettatori. No. Pronto, buongiorno. Flora. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Gentilmente, mi chiamo Giovanni dalla provincia di Padova. Sì. Allora volevo dire al sindacato, a parte che a me non piace nessun sindacato, soprattutto la CGIL, che è ancora peggio di tutti. Allora, io voglio chiedere perché non chiedono alle banche con le plusvalenze che hanno depredato i cittadini italiani e non pagano o pagano tasse bassissime, e lo sanno i sindacati come tutti i governi. Poi non potete più chiedere alle piccole e medie imprese di investire se non hanno più neanche i soldi da pagare i dipendenti, e lo sapete, andate a toccare le pensioni da, che sapete, 3, 5, 10, 20 mila euro, che è una vergogna, va bene? E andare a prendere tutte
tipo la famiglia Agnelli Dielcan, che hanno depredato insieme ai sindacati, va bene, e distrutto tutte le aziende industriali, per non dire quello che ha detto lei, il suo amico Prodi, che ha svenduto l'IRI. Vergogna, avete la faccia come di dietro. La ringrazio, niente insulti, stiamo facendo un dialogo democratico, si può anche intervenire senza dover alzare i toni, ognuno può dire quello che vuole e poi insomma sempre con un modo civile, se vuole rispondere. Grazie, certo. Caro Giovanni, io credo da come è intervenuto anche lei sia un pensionato come me, però non dobbiamo sempre fare la storia che i sindacati hanno sulle spalle il peso di tutti gli errori che sono stati fatti. Lo ripeto, il sindacato non è il governo. Nel caso specifico la CGIL credo sia in piazza ogni mese perché le cose non vanno. È il governo che noi votiamo e che casomai qualcun altro, chi anche interviene in queste trasmissioni, vota il responsabile di quello che è avvenuto. Le banche, ha fatto proprio bene a tirar fuori le banche, sono 2 anni, 2 leggi di bilancio che si chiede, noi chiediamo a nome di tutti i cittadini che le banche paghino perché hanno fatto dei super profitti. E che cosa ha fatto il governo, che per la maggior parte dei cittadini italiani continua ancora a essere il miglior governo? Ha fatto solo una partita di giro: faccio finta di chiederti di pagare le tasse e poi te le restituisco nel giro di 1 o 2 anni. Giovanni, questa è la verità, non le chiacchiere oppure quello che si sente dire da parte del Meloni o da parte di Giorgetti. Se noi andassimo a toccare sul serio quello che prima io dicevo, le ricchezze, le grandi ricchezze, avremmo delle risorse anno dopo anno per fare un po' di giustizia sociale anche in questo paese. E siccome mi sono annotato gli Agnelli sono stati degli avversari dal punto di vista sindacale del sindacato unitario, l'FLM, lei se la ricorderà. Gli Agnelli, come qualsiasi altro imprenditore, ha fatto soldi, e se noi chiediamo a loro perché non pagate qualcosa di più, noi non facciamo le leggi. Se le facessimo probabilmente avremmo un paese diverso e migliore. Grazie comunque dell'intervento, Giovanni. E noi ci fermiamo per la pubblicità, Viscaro, e poi torniamo a concludere il suo ragionamento e così poi possiamo dare la parola anche a Silvia. Pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta con l'approfondimento CGIL, stiamo parlando di pensioni, di legge di stabilità con le novità di quest'anno. Se vuole concludere questa introduzione, Biscaro. Sì, mi farei aiutare da quel documento che se riusciamo ad avere. Ecco, adesso lo vedo. Bene, vorrei concludere questo ragionamento proprio perché rispetto alla sanità si dicono tante cose, si fanno degli interventi che sembra, anche nel Veneto, che la sanità italiana sia la migliore del mondo. Allora, io inviterei a guardare quello che adesso sta producendo la nostra Francesca, e cioè il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale negli anni. Noi potremmo arrivare nel 2020, così vediamo quando, e se ci ricordiamo c'è stato il Covid, c'è stato un investimento importante, per me dovrebbe essere ancora più importante, perché avevamo quella situazione sanitaria non solo in Italia, ma direi nel mondo. Poi, se guardiamo gli anni successivi, ogni anno abbiamo ridotto ogni anno gli investimenti sul Servizio Sanitario Nazionale. Quei dati in percentuale, da 7,26 fino al 6,15 per il 2026,
sono dati che a livello europeo valutiamo perché sono messi in correlazione col prodotto interno lordo. Ecco che ritorna il ragionamento che facevo prima: se noi abbiamo un aumento del PIL dello 0, noi non abbiamo immediatamente risorse da mettere sul servizio sanitario, però questa è anche una scelta politica. E se noi andiamo avanti, perché il ragionamento che fa il governo Meloni sul triennio 26, 27 e 28 è che nel 2028 prevedono già un abbassamento dall'attuale 6,15 al 5,92. Bene, per far capire che cosa significa questo in termini di risorse, se noi guardiamo la spesa sanitaria, guardiamo gli ultimi anni, nel 24 la spesa sanitaria, cioè quello che lo Stato deve sostenere per mantenere il servizio sanitario nazionale, è pari a 138 miliardi. Il fondo, cioè dove andiamo a prendere i soldi, invece ha 4 miliardi in meno. Nel 25 ne ha avuto 7, nel 26 7, nel 2027 7,8 e nel 2028 10 miliardi e 800 milioni. Se andiamo avanti e così vediamo la spesa sanitaria rispetto al fabbisogno e così tutti ci rendiamo conto come le curve stanno, a parte il 2020, stanno divergendosi, perché mentre la spesa sanitaria, che è la linea non rossa, l'altra arancione, non so, quella più chiara, se noi guardiamo attentamente, ecco, dal 2022-23 le cose si stanno divaricando, cioè le linee si stanno divaricando. Vuol dire che mentre abbiamo un bisogno di risorse, il fondo sanitario viene invece decurtato anno dopo anno. Allora io mi chiedo perché questi dati qua non fanno ragionare il governo attuale e quelli che verranno, per far sì che gli investimenti sul servizio sanitario nazionale ritornino ad avere una percentuale sul PIL del 7. Mediamente i paesi europei investono il 7,5%. Se noi abbassiamo questa percentuale di investimento sui vari servizi sanitari nazionali, abbiamo automaticamente meno risorse per poter far fronte alla richiesta di salute che, ripeto, essendo io un pensionato e rappresentando i pensionati della provincia di Treviso iscritti alla CGIL e non, anche qua, come amo dire qualche volta, delle due l'una. O ho il servizio sanitario che mi dà risposte al mio bisogno, oppure se ho soldi vado anche nel servizio sanitario, diciamo, privato, vado nel privato. Se non ho soldi non mi curo. Questo è il problema. Se non mi curo, automaticamente dopo un periodo di tempo più o meno lungo avrà bisogno di essere ospedalizzato, di essere messo in ospedali dove ci sono, ecco, e non ho più la possibilità di poter vivere tranquillamente gli ultimi anni di vita, perché è così. Noi pensionati non è che abbiamo un futuro davanti di 30 anni, 40 anni, assolutamente no. Perciò è importante che noi discutiamo di queste cose con tutti, tranquillamente, anche magari con toni accesi se dovesse servire, ma dobbiamo ricordarci questo. I paesi europei, se investono il 7,5%, non è che lo investono perché sono, come posso dire, stupidi, perché sanno benissimo che nel momento in cui una parte importante della società, e diventerà sempre più importante numericamente, ha bisogno di cure, se il servizio sanitario pubblico
riesce a curarle, bene, altrimenti avremo, come abbiamo anche in provincia di Treviso, situazioni per le quali le persone vanno nelle case di riposo se riescono a pagarsi la retta, oppure vanno ospedalizzati e poi finiscono tranquillamente la loro vita. Biscaro è troppo manicheo? Non credo, perché se io ho la possibilità di curarmi, avendo pagato le tasse, e qua adesso si dovrebbe aprire un'altra discussione, bene, ma se io non ho la possibilità di curarmi perché mi è impedito, se ho le risorse vado nel privato, se non le ho rimango lì cronicizzato e magari a casa e magari da solo e non ho nessuna possibilità di essere, come posso dire, di ritornare un po' più tranquillo negli ultimi anni di vita. Sembra una questione che riguardi solo i pensionati, ma attenzione, il problema della demografia in Italia ci dice che la popolazione anziana aumenterà di molto nei prossimi 20-30 anni e, ahimè, diminuirà di molto invece la fascia degli attivi, cioè le persone che da 14 anni circa fino a 65 anni potrebbero essere in attività e in età da lavoro. Se diminuisce questa fascia qui, automaticamente diminuisce anche l'apporto in contributi, perciò IRPEF, e prima parlavo dei contributi previdenziali, per mantenere questi servizi. Perciò noi dobbiamo tenere stretto il Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti ci ridurremo come gli Stati Uniti. Grazie, abbiamo una telefonata e poi la parola a Silvia perché abbiamo poco tempo adesso a disposizione. Prego, chi abbiamo in linea? Buongiorno, pronto? Signora, io mi chiamo Paolo, la maestra, buongiorno a lei. Buongiorno Paolo, lei aveva da fare una domanda sulla pensione, sulla situazione pensionistica, mi avvertono dalla regia. A livello pensionistica vorrei dire una cosa anche al nostro qua, della CGL, all'uomo qua, al signor qua. Al discorso della sanità. Hanno fatto tagli dappertutto. Negli anni 80, io sono un ex dipendente dello sanitario, dal 90 in poi, fino adesso hanno sempre fatto tagli nella sanità, sì. Nelle forze dell'ordine, nella sanità, nella scuola e tutto. Siamo arrivati facendo tagli, siamo arrivati a questo punto qua. Che domanda voleva fare, signor Paolo? Allora, io volevo chiedere una cosa sulle pensioni. Per avere una pensione definitiva, quanto tempo ci vuole dall'INPS? Perché io mi trovo sempre con la pensione provvisoria, e 4 anni che viene qua a maggio, io ho sempre la pensione provvisoria. Avevo una causa di servizio fatta nel 2001 e 2007 non mi vengono riconosciute perché a me non mi spetta. Perché con la legge che nel 2011 della Fornero le hanno tolto la causa di servizio per noi dipendenti e hanno stato solo per le forze dell'ordine e vigili del fuoco e pronto soccorso. Però adesso, a parte questo, però il sindacato non si è mai mosso su questo periodo qua e io ho sempre la pensione provvisoria, è 4 anni che sono in pensione a maggio, io ho sempre la pensione provvisoria. La ringrazio Paolo. Chi vuole rispondere al nostro telespettatore? Posso prego. rispondere io? Anche, allora signor Paolo, non c'è una risposta vera e propria perché i tempi dipendono molto dalla posizione previdenziale del singolo soggetto. È vero che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i tempi sono molto più lunghi rispetto ai dipendenti delle aziende private, quindi dipendenti privati. Dirle perché la sua pensione è ancora provvisoria in questi 4 anni, io non posso dargli una spiegazione sicuramente. Se lei si è avvalso dell'aiuto di qualche patronato per fare la domanda, attraverso il loro aiuto potrà sollecitare la definizione di questa pensione, premesso che non dovrebbero esserci grandi differenze, perché in genere l'INPS quando liquida una pensione utilizza tutti i dati a sua disposizione nel momento in cui è stata fatta la domanda di pensione, quindi non è detto che ci sia una grande differenza. Può essere che la sua posizione assicurativa sia tale da dover attendere
il trasferimento di contributi, una ricongiunzione, un accredito, e questo ovviamente non mi è dato saperlo, quindi dargli un motivo vero e proprio, dargli un tempo definitivo non sono in grado di farlo chiaramente, però si rivolga, se si avanza appunto dell'aiuto di un patronato, si rivolga a loro, vedrà che loro senz'altro potranno sollecitarle o spiegargli il motivo di questo tempo che si allunga. Allora Silvia, proviamo a fare un po' di chiarezza e partiamo da chi in pensione c'è già per capire che cosa cambia. Esatto, allora chi in pensione c'è già quest'anno ha avuto un aumento della pensione, dicasi anche perequazione, dell'1,4%. Se volete ci sono anche le slide che magari aiutano a capire meglio. Chiedo alla regia di inquadrare dal computer, grazie. Allora 1,4% che viene applicata alle pensioni in modo graduale e progressivo, quindi per chi ha una pensione lorda fino a 2.400 euro l'aumento sarà dell'1,4%. La parte che eventualmente supera questi 2.400 euro e fino ai 3.000 euro sarà soggetta a una perequazione più bassa, quindi il 90% di quell'1,4%. Tradotto in cifre 1,26 e così di seguito, quindi se la mia pensione va oltre i 3.000 euro, la quota che supera questa cifra avrà una rivalutazione dell'1,05. Oltre a questa rivalutazione, quindi 1,4 per tutte le pensioni, per le pensioni che hanno il trattamento minimo, quindi le cosiddette pensioni minime, ci sarà un'ulteriore rivalutazione dell'1,3% che si aggiunge all'1,4%. Il totale, se la matematica non è un'opinione, dovrebbe portarmi a un aumento del 2,7%. Però non è proprio così, perché lo scorso anno, come quest'anno, c'è stato quell'aumento provvisorio sulle pensioni del 2,2% che però quest'anno viene tolto. Quindi di fatto avevamo una somma matematica che mi dava 1,4 più 1,3 totale 2,7, ma devo togliere il 2,2 dello stesso anno, quindi mi rimane un 0,5. Ecco perché chi ha una pensione minima avrà un aumento sulla pensione di soli 3 euro. Infatti passiamo da 616 a 619 euro. Quindi anche qui c'è un racconto che fa immaginare un determinato aumento, ma poi di fatto con concretezza non c'è questo aumento. La stessa cosa dicasi per le maggiorazioni sociali, quindi chi spesso ha una pensione minima potrebbe aver diritto anche a una maggiorazione sociale, di solito sono gli ultra settantenni. Questa maggiorazione sociale lo scorso anno è stata aumentata di 8 euro al mese, quest'anno l'aumento previsto è di 20 euro, ma siccome sono sempre aumenti provvisori, qui 20 euro sono dati per differenza, quindi di fatto quest'anno l'aumento per le maggiorazioni sociali sarà solo di 12 euro. Quindi il racconto è uno, ma la verità poi di fatto si traduce in qualcosa di un po' diverso. Ecco. Io proseguo sempre da questa slide per restare sulle nuove aliquote IRPEF. Le nuove aliquote IRPEF, sì, lo accennava prima anche Vigilio, c'è stata una modifica, abbiamo sempre 3 scaglioni di aliquote IRPEF, quindi come lo scorso anno. Sono sempre scaglioni che vengono applicati gradualmente, è modificata il secondo scaglione, quindi per le pensioni lorde, io parlo di pensioni chiaramente anche per gli stipendi, oltre i 28.000 euro siamo passati da un 35% che era l'aliquota IRPEF dello scorso anno, quest'anno siamo passati a un 33%. Di fatto il beneficio fiscale, quindi chi ce l'ha solo chi o coloro che hanno una pensione che va oltre i 28.000, e ovviamente solo per la parte che va dai 28 fino ai 50.000. Tradotto anche qui in cifre, restando sul pratico, una pensione lorda di 30.000 euro avrà un risparmio fiscale annuo di 40 euro, mentre la pensione lorda dei 50.000 euro avrà un risparmio fiscale di 440 euro annui. Risparmio fiscale vuol dire tasse in meno che si pagano. Anche qui si capisce che, insomma, coloro che sono più agevolati sono coloro che hanno pensioni più alte, più ricche, diciamo così. Per quanto riguarda invece, non so se doveva aggiungere qualcosa per quanto riguarda chi è già in pensione. No, diciamo che queste sono le 3 cose principali. Ok. Mentre... per quanto riguarda invece chi deve andare in pensione, cosa succede? Ecco, cosa cambia? Sappiamo che questa è sempre in evoluzione. Esatto, questa sappiamo che di anno in anno le cose cambiano ovviamente. Noi ci aspettavamo sinceramente, come il governo ha promesso in campagna elettorale, che fosse superata la riforma Fornero. È stata superata sì, ma in un modo, come dire, negativo mi viene da dire, perché
abbiamo le pensioni con le quote, che siamo partite da quota 100, arrivate a 101, 102, 103 lo scorso anno, quest'anno le pensioni con le quote non è stata prorogata, quindi non ci sarà più questa possibilità di uscita. Nemmeno la pensione con l'opzione donna. Opzione donna sappiamo che riguardava quelle donne che avevano almeno 35 anni di lavoro, un tempo almeno 57 anni di età, e poi con gli anni quell'età è stata gradualmente aumentata e negli ultimi 2 anni tra l'altro legata a una condizione personale molto restrittiva, che voleva dire essere un'invalida o avere un soggetto invalida nel nucleo familiare o essere stata licenziata da un'azienda in crisi. Queste donne potevano accedere a una pensione in modo anticipato, accettando un calcolo di pensione contributivo che nella maggior parte dei casi voleva dire avere un 30-40% in meno di pensione. Ecco, anche questa, chiamiamola opportunità per le donne, è stata tolta, quindi non c'è nessuna proroga e quindi ad oggi per quest'anno chi matura quei requisiti quest'anno non potrà più accedere a questa opzione. Quindi rimane di fatto l'unica modalità per poter andare in pensione prima dei classici 67 anni per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi per le donne della pensione anticipata, l'APE Social. L'APE Social non è nient'altro che un anticipo pensionistici che ha delle restrizioni molto precise e può essere dato a chi ha più di 63 anni e 5 mesi e un determinato numero di contributi legato in base alla condizione lavorativa. Ecco, questa è l'unica opportunità che c'è per chi appunto non riesce a raggiungere la classica pensione di vecchiaia o pensione anticipata. Anche per queste ultime 2 prestazioni il governo ha previsto già un aumento per il prossimo anno, quindi dal 2027 67 anni non saranno più sufficienti, andremo a 67 anni e 1 mese. Nel 2028 passiamo a 67 anni e 3 mesi, decisioni già prese, mentre per la pensione anticipata 42,10 per gli uomini diventeranno 42,11 il prossimo anno, 43 e 1 mese nel 2028 e così di seguito anche per il requisito per le donne, quindi passiamo da 41,10 a 41,11 il prossimo anno, 2028 42 e 1 mese, sì. Ecco, diciamo che insomma questa partita che riguarda i lavoratori, chi deve ancora andare in pensione diventa sempre più difficile e non di meno poi l'ultima cosa, precoci, usuranti che hanno ancora un accesso particolare alle pensioni hanno però una quota di finanziamento che anche quest'anno è stata ridotta, quindi sarà molto più difficile accedere anche a queste 2 particolarità. Posso dire una cosa, perché mi auguro che le persone che ci ascoltano, che siano attivi, che siano in pensione, capiscano questi dati che Silvia ha appena dato, no? Io mi ricordo che la campagna elettorale di Salvini era quella di 41 anni per tutti. Mi pare di capire che invece andremo in pensione a 43 anni e 1 mese, esatto, fra 2 anni. Esatto. E la pensione di vecchiaia da 67 anni passerà a 67 anni e 3 mesi e 6 mesi. Perciò noi come CGIL, quando diciamo al governo dobbiamo bloccare queste situazioni qua, non le diciamo perché dobbiamo difendere chi è adesso attivo, eccetera, ma perché immaginatevi voi un edile che va sopra il tetto a 67 anni e mezzo a lavorare. Cioè questa è la questione. Perciò se non facciamo sì che quando scegliamo chi mandare in Parlamento lo scegliamo per le cose che fa, non per quelle che dice, con buona pace dei vari ponti, Ponte sullo Stretto, Ponte del Messina, eccetera. Noi dobbiamo stare attenti su queste cose qua. E quello che ha detto Silvia a me fa rabbrividire, perché? Perché noi siamo passati, e ho un'età per ricordarmelo, da 35 anni, che erano troppo pochi, Francesca, lo dico, erano troppo pochi, a X, a 41, a 43 anni. C'è un qualcosa che non va, e non va proprio per le nuove generazioni o per chi ha dei lavori a tempo determinato, perciò lavori precari e lavori poveri. È vero quello che dice l'Istat, però la Meloni deve stare attenta
a questi dati qua. Non è vero che abbiamo milioni in più di lavoratori, abbiamo milioni in più di lavoratori con meno ore lavorate. Ditemi voi, questa equazione non sta in piedi. Se io ho milioni di lavoro in più, vuol dire che dovrei avere lavoratori che lavorano 40 ore alla settimana in più. Ecco perché quei 5 milioni, 6 milioni di italiani che sono ormai dentro il livello di povertà gridano vendetta, perché questo non è un buon lavoro, questo è un lavoro precario, un lavoro povero. Noi dobbiamo far sì che invece i lavori diventino dei lavori utili per mantenere la propria famiglia e se stessi, come dice la Costituzione. Ho voluto intervenire, scusami Silvia se ti ho preso la parola, perché su queste questioni qui è giusto dare il dato tecnico e tu sei bravissima a farlo e credo che tutti ti ringrazino, ma bisogna anche capire che cosa c'è dietro, perché dietro c'è questo, che dobbiamo lavorare di più con minori retribuzioni. Non va bene per il sistema pensionistico italiano che abbiamo. Sì, in chiusura abbiamo 1 minuto e mezzo. Dal 1° marzo c'è una riforma che riguarda la disabilità. Che cosa so che è poco Questo tempo, è ma un purtroppo abbiamo chiuso. che però riprenderemo sicuramente prima della fine del mese. Sì. Allora, per chi dovrà presentare la domanda di invalidità civile, legge 104, handicap, legge 68, quindi disabilità, cecità, sordità, le modalità cambiano perché Treviso diventa provincia sperimentale per questa nuova riforma sulla disabilità. Cosa vuol dire questo? Che si partirà sempre da un certificato medico emesso dal medico certificatore, in genere il medico di base, e questo certificato, che prima doveva essere legato a una domanda amministrativa che doveva fare o il cittadino o attraverso il patronato, sarà già una domanda amministrativa, quindi il certificato emesso dal medico diventerà domanda vera e propria. E quindi questa è la principale novità. E fin qua diremo tutto bene, c'è un passaggio in meno, la cosa ci può anche star bene. È chiaro che i medici dovranno riorganizzare un po' la loro attività. Allora, dove sono già partiti con questa misura sperimentale, si è verificato che appunto i medici hanno avuto qualche difficoltà a adeguarsi a questa nuova modalità. Vuol dire tempo in più, necessità di avere magari anche personale per la compilazione della parte amministrativa. Ora adesso io non ho visto il programma del medico, ma sicuramente c'è un aggravio di tempo e di conseguenza anche di costi. E purtroppo i costi sono lievitati in modo non indifferente, premesso che il primo periodo appunto c'è stata difficoltà da parte dei medici, quindi le domande praticamente nel primo mese di sperimentazione erano quasi pari a zero, perché chiaramente anche i medici dovranno adeguare le loro procedure e aggiornarsi. Ecco, il patronato potrà aiutare perché metterà a disposizione un medico legale che potrà subentrare nel caso di necessità o di urgenze per fare questo primo certificato. L'ente accertatore, altra novità grande, non è più l'ASL, ma diventerà solo esclusivamente l'INPS, quindi anche l'INPS, qui parliamo di Treviso, sta mettendo a posto i locali e come si chiama, il sanitario, dove appunto sarà fatto questa valutazione. La criticità immediata è che c'è un unico punto, che è quello di Treviso, quindi che io abiti a Refrontolo piuttosto che a Porto Buffolè o qualsiasi sia altro comune, la visita si farà solo ed esclusivamente, almeno per il momento, a Treviso. Altra cosa di positivo c'è che le valutazioni cambieranno, quindi non si valuterà solo ed esclusivamente la parte sanitaria, ma anche, come dire, ci sarà una valutazione multidimensionale, cioè cosa la mia malattia, le mie malattie eventualmente mi possono impattare nella mia vita di tutti i giorni, che sia il lavoro, che sia la vita familiare, che sia la vita sociale e quant'altro. Quindi c'è una valutazione diversa, quindi ci sarà anche un giudizio, un verbale con delle valutazioni diverse, quindi non si parlerà più di invalidità al 75%, 100%, indennità di accompagnamento, ma ci sarà una descrizione che va a dirmi che la mia disabilità necessita di un sostegno di livello medio, basso, medio-alto o altissimo. Quindi lì dovremo aiutare anche le persone a decifrare questi nuovi verbali per capire a quella descrizione che cosa può eventualmente corrispondere. Perfetto. Ci tenevo solo a precisare una cosa, il patronato è a disposizione di tutti perché ci sarà sempre la parte amministrativa da completare
E quindi io dico alle persone che andranno dal medico, dopo non fermatevi lì, venite al patronato, venite a trovarci, perché c'è una fase amministrativa che comunque dovrà essere completata. Quindi noi siamo a disposizione. Perfetto, grazie a Silvia Bresolini, grazie a Vigilio Biscaro, CGIL Treviso, grazie ad Alessandro Granzera e Alberto Pivetta in regia. La nostra programmazione continua alle 16:15 il film Rate Rice. Grazie ancora, buon pomeriggio.